TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, in via Mattei, zona industriale di Vittorio Veneto, si è verificato un incidente stradale con esito mortale. Un 25enne di Colle Umberto, alla guida di un motociclo KTM, per causa in corso di accertamento, è entrato in collisione con un'autovettura Mitsubishi Pajero condotta da un 69enne di Vittorio Veneto. Il giovane, soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale civile di Treviso, è purtroppo deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Illeso il conducente dell'autovettura. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto. Ancora cronaca. Nel corso della giornata odierna, verso le ore 14, ignoti si sono introdotti all'interno della segreteria di un centro sportivo di Riese, Pio X, l'Union Riese, approfittando della momentanea assenza di personale, e hanno sportato circa 2.000 euro in contanti. Una segretaria, accorgersi della presenza dei malviventi, ha tentato di bloccarli, ma è stata spinta a terra dai due individui, che si sono così assicurati la fuga, provocando le lievi escoriazioni. I soggetti, travisati con mascherine chirurgiche, si sono verosimilmente allontanati attraversando i campi agricoli adiacenti la struttura. Sono in corso indagini per l'identificazione degli autori. Un violento incendio ha colpito nella serata di ieri, intorno alle 20:30, il colorificio VIP in via del Lavoro a Nervesa della Battaglia. In seguito all'incendio e ai primi rilevamenti condotti, in coordinamento con i tecnici di ARPAV e ULS 2, il Comune ha fornito in via precauzionale indicazioni alla cittadinanza e alle scuole del territorio per la giornata odierna. Nel dettaglio è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre, di limitare le attività all'aperto, in particolare quelle legate alle scuole, e di evitare di raccogliere ortaggi, frutta ed erbe dagli orti e dai giardini. L'amministrazione comunale, in attesa del secondo campionamento da parte di ARPAV e sulla base dei risultati, verranno adottate eventuali ulteriori disposizioni. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 21 e 23 anni, entrambi gravati da svariati precedenti, colti in flagranza nel tentativo di rubare capi di abbigliamento per un valore di circa 600 euro da un negozio del centro cittadino. Gli arresti traggono origine dalla chiamata al 113 da parte di una dipendente dell'esercizio commerciale, allarmata dall'atteggiamento sospetto dei due giovani, uno dei quali notato mentre indossava una t-shirt sottratta dagli espositori. La merce sottratta, parte della quale danneggiata a causa della rimozione dei dispositivi antitaccheggio, è stata restituita ai dipendenti dell'esercizio commerciale, mentre per i due giovani è scattato l'arresto, oltre che la denuncia per porto d'armi a carico del 21enne, trovato in possesso di un coltello. L'arresto nella mattinata odierna è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto nei loro confronti l'obbligo di dimora e di firma a Vittorio Veneto. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.